Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. È morto Totò Schillaci, il campione delle notti magiche d'Italia 90, si è spento a 59 anni dopo una lunga malattia, camera ardente allo stadio Barbera di Palermo. Schillaci, una carriera iniziata nei campetti di Palermo, poi al Messina e alla Juve, fino al grande exploit in nazionale dove diventa Totò Gol. Sarà un G7 aperto a tutti. Il ministro Lollobrigida, Buongiorno Sicilia, ha presentato i lavori del Summit Agricoltura dal 21 al 29 settembre a Siracusa. Il futuro del porto di Catania secondo Confindustria, potenziare la zona destinata alle navi da crociera, un hub per gli yacht di lusso, la rigenerazione dell'intera area. Piazza asciutti a Catania, da isola pedonale al luogo di spaccio, i residenti invocano più controlli. Cercavano di introdurre droghe e cellulari nel carcere di Caltanissetta, 2 le persone arrestate. Ragusa, ultima per rete stradale, ferroviaria e logistica. Il report di CNA, siccità e carenze di infrastrutture sono alla base della mancata crescita per le imprese. Calcio, Catania in emergenza in vista della delicata trasferta di Giuliano, Toscano a centrocampo perde Di Tacchio e De Rose. Bentrovati. Il mondo del calcio e non solo piange l'eroe delle notti magiche di Italia 90. Non ce l'ha fatta Totò Schillaci, l'ex attaccante della nazionale, è morto questa mattina all'ospedale civico di Palermo. Sentiamo il servizio di Francesco Triolo. È morto alle 9.55 Totò Schillaci, era ricoverato dallo scorso 7 settembre nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo, dopo che le sue condizioni si erano aggravate. Da tempo l'ex attaccante di Messina, Juventus e della Nazionale lottava contro un tumore al colon. Nei giorni scorsi si era registrato qualche miglioramento prima che la situazione tornasse grave proprio dalla scorsa notte, ma si erano aggravate anche nel corso delle ultime ore. Già nella serata di ieri si parlava di sensibile peggioramento. Schillaci era in cura da tempo proprio a causa del tumore, per qualche anno è stato curato anche alla clinica La Maddalena. Lui stesso aveva raccontato la malattia che stava affrontando nel corso di un'intervista rilasciata durante la sua partecipazione insieme alla moglie Barbara a Pechino Express, la trasmissione di Sky girata in India, che a suo dire gli aveva dato nuovo coraggio e forza, ma evidentemente quel maledetto mare non lo aveva lasciato del tutto. L'amministrazione comunale di Palermo, per rendere il giusto tributo a Schillaci, ha voluto mettere a disposizione lo stadio Barbera per l'allestimento della camera ardente. E ora un ricordo di Romolo Rossi, che con Schillaci ha vissuto i successi con la maglia del Messina prima del passaggio alla Juventus e l'approdo tra gli azzurri. Sentiamo. Abbiamo passato quegli anni stupendi insieme perché era il più piccolo, no? Dei bastardi, e quindi probabilmente non te l'aspetti, anche se sappiamo della malattia, però dici dai, è più giovane, resiste meglio, ma quando mai? Lui era scherzoso perché lui era il più piccolo e il più monello forse, soprattutto in campo, nel senso che non gliene fregava niente di quello che il grande mister Franco Scoglio gli impartiva. Però era uno di comitiva. Speriamo un giorno di poter rivivere lassù, veramente se esiste questo lassù, di poterlo rincontrare, potersi stare insieme e poterci divertire ancora. Ciao Totò. Ripercordiamo adesso i momenti più belli della vita e della carriera di Schillaci, dal Messina alla nazionale sino alla malattia contro cui ha combattuto per anni. Marco Gullà. Schillaci, palermitano del quartiere CEP, come sua abitudine ha lottato come un leone, era in cura da qualche anno per un tumore al colon, aveva già subito degli interventi, era stato in cura alla clinica La Maddalena, ma non è riuscito a segnare il gol più importante. L'Italia intera piange per la scomparsa di chi ha scritto pagine importanti di storia. La sua carriera inizia tra i campi di periferia di Palermo, una famiglia umile alle spalle, la cultura del lavoro e del sacrificio gli permetteranno di diventare un fuoriclasse. Dopo l'avventura con il Messina, Totò passa alla Juventus e poi il grande exploit Italia 90, nel tour italiano ad approdare in Giappone. A Palermo apre una scuola calcio, diventa anche un personaggio televisivo. In una delle sue ultime interviste aveva detto: voglio ancora vivere. La malattia è storia recente. Purtroppo, caro Totò, non è andata come tutti speravamo. Fai buon viaggio, campione.
E adesso parliamo del G7 Agricoltura che è in programma dal 21 in poi a Siracusa. Sarà un G7 aperto a chi vorrà intervenire. L'ho detto oggi il ministro Lollobrigida intervenendo alla trasmissione Buongiorno Sicilia, ha presentato i lavori tra tutela della tradizione e la tecnologia. Come vi dicevo sarà a Siracusa fino al 29 di settembre nell'isola di Ortigia. Sono tanti gli spazi espositivi e i dibattiti con le delegazioni dei Paesi membri. Sentiamo Roberta Lunghi. Ho individuato in Siracusa il luogo dove poter svolgere questo G7, cioè tra virgolette la vetrina in cui si mostra la nostra cultura, si mostra i nostri monumenti, si mostra la nostra storia e vengono esposti i nostri gioielli. Siracusa, vetrina scelta non a caso per il G7 Agricoltura. Una città unica, l'ha definita il ministro Lollobrigida oggi all'interno di Buongiorno Sicilia, presentando con entusiasmo i lavori previsti dal 21 al 29 settembre. Ortigia sarà il centro di una settimana di appuntamenti con le delegazioni dei Paesi membri del G7 sui temi di agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, innovazione tecnologica nel settore agroalimentare. Ci sarà una piazza di 3.000 metri che diventerà un campo di grano sul mare, le macchine agricole più innovative, le innovazioni tecnologiche dell'agricoltura 4.0 e la previsione dell'agricoltura 5.0, cioè quella che utilizzerà l'intelligenza artificiale. Sarà, ha detto il ministro, un G7 aperto. Alle imprese, ai cittadini, ai tanti che devono contribuire attivamente, quando lo vogliono ovviamente, al dibattito. Al centro dei lavori la gestione delle risorse naturali, la lotta al cambiamento climatico, le strategie per garantire la sicurezza alimentare. Per il ministro è fondamentale la protezione dei beni alimentari, anche in Sicilia. Una terra che da sempre rappresenta l'eccellenza nelle produzioni. Purtroppo in questo momento è colpita da un fenomeno siccitoso sul quale siamo intervenuti in termini di ristori e faremo ancora altro. Purtroppo negli anni è stato tralasciato quello che è più necessario, conservare l'acqua. Intanto manca davvero poco all'inizio del grande evento, un sacrificio per i residenti soprattutto del centro storico, con la mobilità rivoluzionata, ma una grande vetrina per tutta la città. E quanto ha ribadito anche oggi in conferenza stampa il sindaco Italia. E adesso parliamo del porto di Catania. Secondo Confindustria serve una vasta operazione di razionalizzazione attraverso progetti chiari e ben definiti. E poi c'è l'eterno dilemma degli archi della Marina, abbatterli o valorizzarli? Luca Ciliberti. Potenziare la zona destinata alle navi da crociera con la realizzazione della stazione marittima per cui sono già disponibili 150 milioni di euro. Catania oggi, tra i 15 porti crocieristici più trafficati d'Italia, vedrà un incremento di flussi stimato in quasi 400.000 crocieristi l'anno. E poi realizzare il molo di Levante, creare un hub nautico che accolga i grandi yacht di lusso, promuovere la rigenerazione dell'area retroportuale, snellire la burocrazia che rallenta gli investimenti, accelerando l'abbattimento delle barriere fisiche che separano il centro storico dal mare. Insomma, gli industriali catanesi hanno le idee chiare sul futuro del porto di Catania e stamattina hanno incontrato il presidente dell'autorità portuale della Sicilia orientale. L'unica paura è che poi intervenga la burocrazia, la lentezza un po' decisionale della politica, i finanziamenti, questo ci preoccupa. Ampliare il porto è ormai necessario per sostenere la crescita economica e migliorare la competitività del territorio. Basti pensare che l'economia marittima rappresenta uno dei pilastri del sistema produttivo italiano, generando complessivamente il 10% del PIL, con un valore superiore a 178 miliardi di euro l'anno. Siamo in partita, nel senso che la diga foranea è appunto in lavorazione. Nelle prossime settimane dovrebbero iniziare a essere collocati finalmente i massi che stiamo costruendo ad Augusta e niente, quindi sostanzialmente entreremo nel vivo del cantiere che si completerà a fine 2025. E poi l'eterno dibattito sul futuro degli archi della Marina, in una visione prospettica e di apertura del porto alla città. Secondo me bisognerebbe demolirli, ma dico subito che ogni volta che dico questa cosa la gente inorridisce. Questa è la situazione, peraltro in una delle parti, non so se si riesce a vedere attraverso la telecamera, la situazione a oggi, peraltro nell'area meno attraente, ecco, diciamo così. Ho fatto fare una proiezione virtuale e verrebbe così. Ogni volta che faccio vedere questa cosa anche i più scettici dicono però, quindi io credo che
possa essere una bella cosa, ma ribadisco, è un confronto che bisogna comunque avere con i cittadini. Restiamo a Catania, da isola pedonale al luogo di spaccio, la metamorfosi di Piazza Asciuti, dove residenti e ristoratori invocano l'intervento del comune. Tonino De Mane. Un continuo andirivieni di auto e scooter, monopattini lasciati sulle aiuole, carretti in legno improvvisati, panchine sradicate, rifiuti, escrementi. Piazza Asciuti è l'immagine simbolo di una Catania che cerca di cambiare passo ma che resta zavorrata dai soliti problemi naturalmente irrisolti. Neanche l'isola pedonale sta risollevando la piazza, così, nonostante la presenza delle nostre telecamere, si assiste ad un passaggio continuo di mezzi. Questa che dovrebbe essere una piazza, una piccola oasi al centro di questo quartiere, di questo distretto storico di Catania, è diventato fondamentalmente un parcheggio, quello che era anni prima della ristrutturazione. Siamo pieni di macchine che arrivano a posteggiare fin dentro le aiuole, i motorini che sfrecciano e la situazione è diventata invivibile. Esasperati i residenti che denunciano un altro grave problema, quello dello spaccio di droga. Dalle 5 del pomeriggio dei ragazzi anche abbastanza giovani di età prendono in ostaggio queste panchine e questa piazza per iniziare a spacciare. Penalizzate anche le attività di ristorazione. Diciamo che i turisti la prendono a gioco, sai perché la prendono a gioco? Perché ci tirano anche le foto per fare vedere la sporcizia che c'è qua in Sicilia. C'è chi invece, prima di uscire tavole e sedie, provvede alla pulizia della piazza. Quindi so già che per rendere civile e rendere presentabile la piazza, a cui teniamo moltissimo noi esercenti, devo venire prima e sporcarmi le mani. Per tutto e per tutti servirebbero maggiori controlli. È durata una decina di minuti la bomba d'acqua che ha colpito soprattutto la zona alta di Siracusa. Tutto è accaduto intorno alle 12:30 con una pioggia battente che ha trasformato le strade in fiumi in piena, proprio nel momento in cui molti studenti uscivano dalle scuole. Traffico in tilt per un po' e poi è tornato a splendere il sole come se non fosse accaduto nulla. Cercavano di introdurre droga e cellulari nel carcere di Caltanissetta. 2 le persone arrestate, sequestrato anche un drone che sarebbe servito per recapitare la merce. Emanuela Corsi. Volevano recapitare droghe e cellulari all'interno del carcere di Caltanissetta utilizzando un drone. Un piano ben congegnato che però è stato sventato dai finanzieri del GICO di Catania e Caltanissetta. I militari hanno sorpreso 2 uomini ad armeggiare nei pressi dell'istituto di pena, dove è stato intercettato anche uno zaino pronto ad essere trasportato con il drone. All'interno c'erano 10 microcellulari, 2 smartphone, 12 schede SIM, accessori necessari per la ricarica dei telefonini, 100 grammi di marijuana e oltre 150 grammi di hashish. L'ulteriore attività investigativa dei finanzieri ha permesso di intercettare anche un'autovettura intestata ad uno dei 2 uomini, al cui interno sono stati trovati una valigetta con un drone professionale e 5.000 euro in contanti occultati sotto lo sterzo dell'auto. Soldi che sarebbero serviti per pagare il compenso al pilota del drone che avrebbe appunto dovuto introdurre la merce nell'area del carcere. Gli indagati sono stati arrestati. Truffe e reati fiscali, la DIA e il Tribunale di Messina hanno disposto la confisca del patrimonio da 12 milioni di beni ad un commercialista della zona dei Nebrodi molto conosciuto, Francesco Triolo. Il sequestro dei beni è stato disposto nel marzo 2023. Michele Nigrelli, commercialista di Mistretto, è un professionista piuttosto noto nell'area nebroidea, coinvolto in numerosi procedimenti penali per truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Oggi a suo carico la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento con cui è stato sottoposto a confisca l'ingente patrimonio da 12 milioni di euro. L'accusa ritiene che Nigrelli abbia da sempre strumentalizzato la sua attività professionale per la costituzione di un sistema truffaldino fondato sull'utilizzo di schemi societari non corrispondenti al dato reale, attraverso il quale egli ha rivolto a suo vantaggio consistenti contributi di natura pubblica, tra cui gli incentivi previsti a favore delle attività produttive delle aree depresse, così realizzando un imponente arricchimento personale. La confisca ha riguardato 9 imprese operanti nel campo dell'assistenza fiscale, dell'assistenza agli anziani ed in quello immobiliare, 7 appartamenti, un fabbricato e 17 terreni situati nelle province di Messina e Palermo, decine di rapporti finanziari per un valore complessivo appunto di circa 12 milioni di euro.
Ma sono 2 i decreti di confisca disposti dal Tribunale, l'altro è per i beni riconducibili al messinese Giovanni Arrigo, attualmente detenuto, coinvolto in passato in alcune vicende giudiziarie e che nel tempo ha accumulato un patrimonio risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e dai suoi familiari. L'ultimo arresto risale al 30 aprile 2021 in flagranza per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile a cui aveva chiesto somme di denaro e la costruzione di un fabbricato, oltre a numerose forniture di materiale. Giovanni Signer è il nuovo prefetto di Siracusa, 62 anni, già questore di Bari, una lunga carriera in polizia. Nel 2007 a Catania come dirigente della squadra mobile si è occupato fra l'altro delle indagini sulla morte dell'ispettore Raciti avvenuta durante gli scontri allo stadio Massimino. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Siccità e carenza di infrastrutture sono alla base della mancata crescita per le imprese in provincia di Ragusa. Si classifica infatti tra le ultime province italiane per strade, ferrovia e logistica. Lo evidenzia il report della CNA territoriale che ha deciso di inviare una nota al governo della regione. Veronica Barbarino. La provincia di Ragusa isola nell'isola, non solo per la collocazione geografica nella sua accezione positiva, ma soprattutto per il gap infrastrutturale che la caratterizza. Si classifica infatti tra le ultime province italiane per rete stradale, ferroviaria e logistica. Basti pensare che la provincia viene toccata da solo 20 km di autostrada. Questo divario, insieme alla siccità dell'ultimo periodo dovuta al clima e alla dispersione idrica, sono le principali criticità emerse dal report della CNA provinciale, con il quale si mettono in luce le sfide che le imprese locali devono giornalmente affrontare. La dinamicità economica della provincia di Ragusa è nota da sempre. I settori attualmente più effervescenti sono l'agroalimentare e il turismo, ma naturalmente agroalimentare e turismo significa movimentare merci e persone. La condizione infrastrutturale di questa provincia non è stata mai brillante. Ci sono attualmente dei lavori in corso, l'autostrada Catania-Gela, l'altra strada, la Ragusa-Catania, ma è tutto a divenire. Si rischia, se non si accelera, di mortificare la vivacità di questo tessuto economico. Un'ulteriore preoccupazione riguarda la legge sull'autonomia differenziata, che potrebbe accentuare le disuguaglianze riducendo le risorse. Il report ha infine sottolineato l'importanza di una strategia che attragga nuovi investimenti, evitando che giovani e lavoratori qualificati migrino verso il nord. 20 anni fa scompariva una delle più belle voci della musica italiana, nata tra i vicoli di Borgo Vecchio a Palermo, è entrata nel cuore di tante generazioni che cantano ancora la sua ode alla bella stagione, un'estate al mare. Stiamo parlando di Giuni Russo, che è stata un'artista profonda e forse troppo poco apprezzata in vita. Milano le dedica un giardino pubblico. Eva Spampinato. Voglio andare È stata una delle più innovative e iconiche voci della musica italiana, non solo un simbolo della spensieratezza degli anni '80, ma un emblema di potenza e delicatezza allo stesso tempo, capace di sfondare ogni barriera, di mescolare generi e sperimentare, lanciare messaggi profondi, celati da ritmi da tormentone. Mia madre non lo deve sapere, La voce di Giuni Russo. Scoppio della discordia, scienza contro tutela dell'ambiente dietro lo stop alla costruzione del Fly Eye, l'occhio astronomico che dovrebbe sorvegliare l'arrivo di meteoriti sulla Terra. Ne parleremo oggi a Focus, in studio con Lorena Dolci, Sergio Marino, ex direttore del Parco delle Madonie, Fabrizio Bocchino, direttore vicario Osservatorio Astrofisico di Palermo e Giuseppe Barbera, paesaggista. In onda alle 14.30 dopo il TG e in streaming sul sito lasiciliaweb.it. I vostri messaggi come al solito potete inviarli al 342 7455 005. Adesso una pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, il Catania è in emergenza in vista della delicata trasferta di Giuliano. Il centrocampo perde Di Tacchio e De Rose. Gli stop prolungati costringono il tecnico toscano a rivedere l'assetto della mediana. Tonino De Mana.
E ancora una volta il report medico a stravolgere pensieri e tattiche di Mimmo Toscano. Catania in emergenza anche per la trasferta di Giuliano, con il centrocampo ridotto all'osso e con scelte quasi obbligate. Le brutte notizie riguardano Di Tacchio, sottoposto ad intervento chirurgico dopo la lesione tendinea riportata durante la partita con la Juventus Next Gen. Il rientro in campo del 34enne è previsto a gennaio dopo la sosta natalizia. In vista delle prossime gare, l'allenatore rossoazzurro dovrà rinunciare anche a Francesco De Rose, alle prese con un fastidioso infortunio muscolare. Il centrocampista 37enne resterà fuori almeno per i prossimi 3 turni di campionato. Probabile impiego in mediana per Sturaro e Verna, che ovviamente potrebbero non avere i 90 minuti nelle gambe. In difesa rientra Gherardi, che contro il Picerno ha scontato un turno di squalifica, mentre tornano a disposizione Gega, Montalto e Gimenez. La duttilità di alcuni elementi dà una mano comunque a mister Toscano, che può mischiare le carte e studiare nuove soluzioni in vista del match in calendario domenica con inizio alle 18:30. Turno casalingo per le 2 siciliane di Serie C, il Messina nell'anticipo di domani sera con la Casertana, il Trapani domenica pomeriggio con la Juventus Next Gen. Sentiamo Franco Cammarasana. Tornano a giocare fra le mura amiche le 2 siciliane di Serie C dopo 2 trasferte in cui hanno raccolto poco in termini di punti. Il Messina giocherà in anticipo domani sera alle 20:45 la gara con la Casertana, squadra che ha avuto un avvio non buono in campionato, ma che non è da sottovalutare. Modica si attende dai suoi un ulteriore miglioramento dei progressi nel gioco evidenziati a Crotone, anche se non confortati da un risultato positivo. Stessa cosa il Trapani, uscito deluso dallo 0-0 di Taranto e che affronterà domenica la Juventus Next Gen. Sotto i riflettori il reparto avanzato, composto da ottimi giocatori ma finora con le polveri bagnate. Messina Casertana sarà diretta da Andrea Baratta di Rossano, mentre Gianluca Renzi di Pesaro dirigerà la gara del provinciale. Il giudice sportivo ha combinato intanto una multa di 2.000 euro al Messina per delle intemperanze dei suoi tifosi in quel di Crotone. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.